Piccoli raggi di sole, frattanto super lavoro in corsia. All'ospedale di Jesolo, riconvertito a Covid Hospital, diminuisce per la prima volta la pressione sui reparti. Cioè abbiamo meno persone in terapia intensiva, questa mattina ne avevamo 10, abbiamo viaggiato per un bel po' di giorni a una media di 14-15 pazienti al giorno, oggi invece siamo a 10, quindi gente che esce dalla terapia intensiva viva e passa al reparto infettivo sopra, ma anche nel reparto di infettivi, cioè quello guidato, tanto per capirsi, dal dottor Brollo, sempre a Jesolo, anche lì la presenza di pazienti Covid sta diminuendo perché aumentano, grazie a Dio, sempre di più quelli che sono guariti. In ogni unità sanitaria vengono tenuti sotto osservazione i focolai attivi. Per esempio nel Padovano l'ULSS 6 ha isolato tempestivamente la geriatria di Campo San Piero, dove si erano registrati 6 positività fra i degenti e 11 fra gli operatori. Il direttore generale Scibetta ha fornito dati preoccupanti e confortanti al tempo stesso sui contagi nelle 4 case di riposo euganee che hanno registrato casi e mortalità. I tamponi a tutti gli anziani ospiti hanno indicato un 20% di positivi e parliamo dei focolai più attivi tipo la RSA di Merlara. Per chi è positivo al Covid e viene assistito a domicilio c'è un'unica possibilità per uscire di casa. Il passaggio in macchina viene considerato domicilio, ovviamente con un appuntamento codificato da parte dell'igiene pubblica, quindi non è che uno esce in macchina e va dove vuole, no, deve essere tracciato, autorizzato, però va e fa il tampone rimanendo in macchina nella sede territoriale. Questo ovviamente permette di aumentare il numero di tamponi che si possono fare e anche di ottimizzare l'utilizzo dei DPI, perché se noi mettiamo una postazione fissa dove arrivano più utenti, è chiaro che abbiamo un operatore che usa un DPI. Se li mandiamo a domicilio l'utilizzo è molto superiore. Voi sapete che uno dei nostri obblighi professionali e morali è quello di usare al meglio i dispositivi, visto che insomma sono abbastanza di difficile reperimento.